cenando e erano più o meno le 9:30 e ho sentito dei schiamazzi fuori e c'erano una quindicina, ventina di ragazzi d'età penso attorno ai 16 anni, credo, così, che stavano insomma con colluttazioni varie. Grida, spintoni, insulti, dal parco pubblico di San Martino fino alla rotatoria di Via Fenzi, sequenze in parte documentate da Francesco Szumski, noto farmacista di Revine Lago e figlio del consigliere regionale Riccardo. Una serata d'altissima tensione, quella vissuta a Conegliano, culminata con un pestaggio in piena regola e con i protagonisti incuranti di residenti alle finestre, passanti, clienti nei locali e pure delle auto. Beh sì, è violenta perché insomma si è abituati in TV, però vedere che 4-5 attorno a un ragazzo, insomma è abbastanza una scena cruda insomma. Il ragazzo rimasto a terra è un minore, residente nelle vicinanze, che ha formalizzato la denuncia in caserma dai carabinieri nelle scorse ore accanto al padre. 5 giorni di prognosi per una ferita al volto, ma visti i calci e pugni rimediati poteva davvero andare peggio. Si deve capire perché il branco lo abbia preso di mira. Pare infatti che i toni inizialmente si fossero accesi tra due gruppi distinti, per lo più Maranza e giovanissimi di seconda generazione, e questo all'interno del parco urbano. Forse alla base un gesto di sfida da parte di un gruppo nei confronti di 3 ragazzi che erano seduti tranquilli al bar. A un certo punto, racconta un testimone, verso questi ultimi sarebbe stato lanciato un oggetto, sembra una pistola giocattolo. Quando sul posto si sono precipitati i carabinieri è stato il fuggi-fuggi, con i militari che stanno visionando sia le immagini diffuse via social che quelle della videosorveglianza. Ed è un po' preoccupante perché è una zona a parte vicino al centro, ma in cui ci abitano parecchie famiglie, insomma, quindi vedo qualche vicino spesso verso quell'ora andare al parco, magari a portare il cane o fare una passeggiata, quindi trovarsi in una situazione del genere potrebbe essere insomma una cosa che è pericolosa.